Per me che sono il papà descriverei come il bene nel mondo, perché non sapeva cos'era la cattiveria. Era sempre col sorriso. Anche quando stava male poi sì, ti diceva che stava male, poi sorrideva. Era il bene nel mondo, usa questa immagine William Coos per ricordare la sua piccola Georgia, spentasi in Spagna a soli 11 anni dopo aver combattuto da quando ne aveva 4 contro una malattia così rara da non avere un nome. Per i suoi genitori queste sono ore scandite da un dolore lacerante. Loro che fino alla fine hanno sperato che la loro principessa dal sorriso contagioso ce la facesse, come è già accaduto in passato, perché Georgia non ha mai smesso di lottare con una forza enorme sin dal primo ricovero in ospedale a Padova quando la malattia aveva iniziato a mostrarsi. Giorgio ha fatto 7 mesi fermo in ospedale a Padova all'epoca e ne è venuta fuori con ok danni polmonari e altro, ma ne è venuta fuori e lei ha avuto 6 pneumotoraci, un emotorace, l'hanno rianimata 6 volte a Padova, quindi ha combattuto e ne è venuta fuori in un modo incredibile, perché comunque è una bimba che ha sempre sorriso. Principessa Sorriso, così era stata ribattezzata perché Giorgia non si era mai lamentata. Solo in un'occasione, durante una vacanza al mare, aveva pronunciato una frase che aveva gelato mamma e papà. Eravamo in piscina, visto i bambini che correva e ci fa che voleva anche lei correre, ci ha pugnalato il cuore perché da genitori ti ammazzano, ma poi dopo quella volta lì non si è mai depressa, era sempre col sorriso, spero che abbiamo dato sempre tutto. Una condizione che ha affrontato con grande maturità anche grazie ad un'intelligenza rara che le permetteva di confrontarsi quasi alla pari con gli adulti. Lei non è potuta crescere sotto certi aspetti, è cresciuta tutta con la testa, ti metteva al tuo posto quando voleva. La bambina era in Spagna in visita al nonno quando è stata colpita da una grave polmonite. Le sue condizioni erano subito apparse gravi, ma i suoi genitori hanno sperato in una ripresa. Giovedì alle 11 però all'ospedale di Alicante il suo cuoricino ha smesso di battere tra le braccia di mamma Francesca accanto a papà William. L'unica cosa è che speriamo che non abbia sofferto, comunque lei è entrata che respirava male, però non era sofferente. Spero che abbia sentito se mamma e papà erano lì. Espletate le pratiche burocratiche, Giorgia e i suoi genitori potranno rientrare in Italia per l'ultimo saluto, che potrebbe tenersi a Conegliano, dove molti la conoscevano e le volevano bene. Non so se dopo resteremo con Eliano, perché noi eravamo lì per la bambina. A Trieste non vogliamo tornarci e non so dove andremo. Adesso per il momento staremo lì, poi vedremo. Però se un giorno andiamo via non vogliamo che Giorgia stia sola, quindi abbiamo scelto di cremarla e di tenerla a casa.